Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, questa è stata la grande notte del debate, sapete, attesissima, il confronto tra Donald Trump e la nuova candidata democratica Kamala Harris, perché non rimuoviamo quella lieve anomalia per cui il candidato democratico era Joe Biden, rimosso appunto a sua volta violentemente dall'oligarchia democratica per far posto alla sua vice. Dibattito comunque attesissimo, che vi dico subito, a mio giudizio è finito in un sostanziale pareggio, cioè nessuno ha segnato un colpo del KO, non c'è quello spartiacque che segna un prima e un dopo di una campagna elettorale americana. Tutte e due probabilmente hanno rinforzato la presa presso il proprio elettorato di riferimento, ma insomma non è un dibattito spartiacque. L'ottima notizia per Trump però è che secondo i giornali italiani, secondo i siti, giornaloni, sitoni e quelli che se ne intendono, ha vinto Kamala Harris, e questa veramente è un'ottima notizia per Trump, visto la propensione che hanno lor signori a non capirci nulla, a confondere le proprie fole ideologiche, tutte italiane, tutte europee nella migliore delle ipotesi, con l'analisi della realtà americana, e a esercitare nel caso di Trump un pregiudizio a monte. Quindi la vera ottima notizia per Donald Trump è che secondo i giornaloni, i siti dei giornaloni italiani, ha vinto Kamala Harris. Ma scendiamo un attimo nel contenuto del dibattito. Allora, appunto, a favore della Harris sicuramente è andata meno peggio del previsto come piglio, cioè ha un po', se volete, rispolverato il piglio da procuratrice di quando faceva appunto la procuratrice legale, non arretrando e anzi spesso affondando. La cosa palesemente negativa che è emersa a qualunque occhio non ideologico, quindi non ai giornaloni italiani, è questo suo eccesso di sarcasmo, movimenti facciali, irrisione dell'avversario quando parla, che non è l'ideale per convincere gli indipendenti, gli indecisi, l'elettorato fluttuante che spesso decide le elezioni americane e che non ha esattamente visto un profilo presidenziale nelle continue faccine di Kamala. Dopodiché, punti a favore di Trump, la realtà. Io ho sempre pensato e continuo a pensare che più Trump sta nella realtà, nelle istanze concrete della società americana che lui rappresenta, più la partita prende la sua direzione. Molto efficace quando ha chiamato Kamala Harris la zarina dell'immigrazione, ricordando che sull'unico vero dossier che ha maneggiato da vicepresidente, cioè la gestione dei flussi migratori, ha clamorosamente fallito. Molto efficace quando smascherava l'ipocrisia suprema di Kamala, che vuole vendersi come colei che parla alla classe media americana, provenendo da un'amministrazione che ha solo danneggiato la classe media americana, costi alle stelle, inflazione alta, ha riaumentato le tasse dopo la riforma Trump, quindi ha smascherato questo tentativo, no, di imbellettamento moderato dell'avversaria. Meno bene Trump quando ha prestato il fianco alla sua caricatura, diciamo, per esempio sull'immigrazione non c'era bisogno di riciclare la storiella che gli immigrati mangiano i cani e i gatti, una cosa un po' infantile che depotenzia l'efficacia argomentativa che invece lui ha sul tema. Il dato di fondo però lo ha sviscerato, per esempio, la scrittrice e giornalista eterodossa, felicemente eterodossa nel mondo conservatore, Ann Coulter, che ha detto Trump ha fatto un dibattito contro 3 democratici, perché i moderatori, per usare un eufemismo dell'ABC, sono stati faziosi quasi quanto un giornalista dei giornaloni italiani. Hanno per esempio esercitato il mitico fact-checking solo su delle affermazioni di Trump, non hanno mai smascherato le balle di Kamala. Per esempio il fatto che il ritiro dell'Afghanistan, vero disastro dell'amministrazione Biden, sia avvenuto seguendo il piano allestito dall'amministrazione Trump. Falsità clamorosa, come ha twittato per esempio Mike Pompeo,
ex capo della CIA, ex figura di primo piano dell'amministrazione Trump, e i cosiddetti moderatori muti. Per esempio Kamala Harris ha detto che Trump elogiò i neonazisti e i suprematisti bianchi in più occasioni, cosa che è stata smentita nel passato da fact checker addirittura vicini al Partito Democratico. Anche lì i giornalisti dell'ABC zitti. Quindi il dato di fondo è che Trump ha quantomeno pareggiato un dibattito 3-1. Il secondo dato di fondo è che per i giornaloni italiani ha vinto lei. Se voi guardate oggi i siti, Repubblica, Harris vince il duello TV e mette Trump nell'angolo, la consorella del gruppo G di La Stampa, lo sguardo di Harris sul futuro batte l'America First di Trump, seppur con toni meno roboanti. Anche il Corriere, appendendosi poi all'endorsement di Taylor Swift, fondamentale per spostare il voto negli stati ballerini, no, della Rust Belt del Midwest, dice che ha vinto Kamala. Ebbene, ci sentiamo di dire che se per lor signori ha vinto Kamala Harris, la strada per Donald Trump è assolutamente in discesa. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.